L'importanza di donare è fondamentale. Ricordo che ci sono dei donatori che hanno un numero di donazioni impressionante. Ecco, dobbiamo tutti ispirarci a loro. Una mano di fata. Testimonial d'eccezione al centro trasfusionale del Cafoncello i sindaci del territorio per un'iniziativa promossa da Avis e ANCI. Anche loro si sono sottoposti a esami e colloquio con il medico per l'idoneità alla donazione di sangue e plasma. Per quanto riguarda i globuli rossi, vale a dire il sangue, abbiamo praticamente l'autosufficienza, comunque per mantenerla bisogna continuare a donarla. Quello che c'è in questo momento necessità è il plasma. Il plasma in questo momento noi abbiamo raggiunto l'autosufficienza per il 60% a livello sia regionale che nazionale. Indispensabili quindi sono le donazioni di plasma che, importato dall'estero, per lo più dagli Stati Uniti, presenta costi elevatissimi. Dal plasma si ricavano gli emoderivati, che sono quei farmaci che diverse patologie hanno necessità di averli, di conseguenza è indispensabile. Serve evidentemente intanto sia per nelle patologie linfatiche, linfomi eccetera, quindi patologie oncologiche, quindi credo, e dopo anche per gli interventi chirurgici per chiaramente dare una risposta all'ematocrito. Più raro rispetto al sangue e necessita di tempi più lunghi. Dal plasma si possono ricavare farmaci in grado di curare diverse patologie. Donate, andate all'Avis, donate, perché donare è veramente un grande gesto d'amore. Sicuramente serve per donare parte di se stessi, quindi essere anche, io dico sempre, un piccolo eroe che salva una vita. E dobbiamo avere proprio l'ottica che donare il sangue è un dono che facciamo alla nostra società.